davanti all'istanza che conoscete, insomma, quella principale, che è quella di capire che da qui al 3 dicembre c'è uno spazio utile che dobbiamo utilizzare per far sì che ci sia un confronto serrato, positivo, costruttivo, serrato, non per far casino, con le regioni, per costruire questo DPCM che io considero centrale e forse il più determinante della storia del Covid, perché comunque è un DPCM che tocca tutta la fase dell'inverno, quella dura, è un DPCM che andrà a incrociare in un periodo nel quale, se arriveranno i vaccini, ci sarà la necessità di avere forza lavoro per la più grande vaccinazione della storia. Quindi voi capite che se da un lato abbiamo un'infezione importante, dall'altro dobbiamo fare i vaccini in maniera così importante, il personale è sempre quello. Terzo aspetto, è un DPCM che si inserisce in un periodo nel quale c'è un terzo attore, vaccini, Covid, il terzo attore che cos'è? L'influenza. Sembra quasi una tempesta perfetta. Ovviamente in tutto questo non c'è solo da parlare di salute, di sanità, di piani di sanità pubblica, ma anche di economia. Uno dei primi temi del DPCM, l'abbiamo capito, sarà quello degli sport invernali. Allora, non è, attenzione, ogni tanto leggo dei commenti, cioè, no? Anche sui giornali, cioè, l'unica preoccupazione che hanno è andare a sciare. Cioè, guardate, io di certo non ce l'ho sta preoccupazione. Il vero tema è che la preoccupazione è quella economica di molti lavoratori, e se da un lato vado sempre a invocare il rispetto per i nostri lavoratori degli ospedali, dei nostri malati, in generale tutti i lavoratori, non capisco perché i lavoratori della montagna invernale debbano essere dei figli di un dio minore. Sono dei lavoratori e quindi è giusto e legittimo che il Presidente della Regione ponga una questione. Le notizie che arrivano sono quelle che ci pare di capire che una chiusura, quantomeno durante le vacanze natalizie, la vogliano fare, ma a tutt'oggi non c'è nulla di nero su bianco. C'è stata una rassicurazione su mia richiesta circa i ristori, però è pur vero che vorremmo capire intanto se tutte queste cose verranno confermate, e dopo anche vorremmo capire quale sarà il livello di coordinamento europeo, perché le notizie che giungono sono notizie che ad oggi ci danno la Svizzera aperta con impianti sciistici, ci danno l'Austria aperta, perché Kurz ha detto io chiudo se l'Europa mi dà i soldi, e voi capite che per la nostra dimensione essere gli unici chiusi nell'arco alpino vuol dire pensare che il virus si sia fermato solo in Italia. È imbarazzante doverlo giustificare ai territori. Quindi non è una visione bieca e ottusa di gente che non ragiona, che vuole a tutti i costi andare a sciare. La verità è che stiamo parlando di un comparto importante che peraltro riguarda una sola parte del territorio, e mettetevi solo nei panni. Guardate, per un attimo mi scuseranno, lasciamo perdere l'impianto di risalita, lasciamo perdere l'albergo, è un esempio che non si dovrebbe fare, ma pensate solo a chi vive del lavoro stagionale. Cioè avremo un sacco di ragazzi di stagionali che sbarcano al lunario di anno in anno con questa attività, che si ritrovano a piedi. E allora una provincia come quella di Belluno, che ha conosciuto l'immigrazione, ricordate i gelatieri, la stagione in Germania, ecco, tornerà a riconoscere questa modalità, e insomma vorremmo capirne di più rispetto a questo tema. Rispetto ai ristori sulle restrizioni regionali, il ministro Boccia ad una mia richiesta ha risposto, confermando una cosa che io avevo già annunciato ma nessuno ci credeva, che c'era l'emendamento, che c'è un fondo di 250 milioni di euro dedicato a quelle pochissime regioni che hanno attivato restrizioni condivise e che sono restrizioni sulle quali potremmo noi intervenire in linea di principio autonomamente, suddividendo con i colleghi questo budget, che ovviamente secondo me è un budget molto risicato, però staremo a vedere cosa accade. Comunque ha confermato quello che io vi dicevo, no? Questa discussione su un plafond delle regioni per le regioni che hanno fatto
le restrizioni. In particolar modo ci siamo noi, l'Emilia Romagna, c'è l'Abruzzo, forse qualcosa del Piemonte, Lombardia, però poi guardate, vado scemando con la memoria, ma le prime sono sicuro al 100% che hanno, l'Emilia Romagna quantomeno perché ha la stessa nostra ordinanza, nonostante sia in zona arancione, ha tenuto in piedi anche l'ordinanza della zona gialla plus, come l'avevo definita io, no? Quindi questo c'è. Oggi, nella comunicazione che vi voglio dare oggi, prima di passare alle domande, vi ho detto, noi abbiamo fatto un'analisi. Ricapitolando, il DPCM prevede per tutta Italia la chiusura dei centri commerciali, dei bar e dei ristoranti fino alle 6 di sera, vi faccio un riassunto proprio, e il coprifuoco, chiamiamolo così, che così ci capiamo velocemente, alle ore 22. Questo ve lo ricordate tutti, no? 6 di sera, ristoranti e bar, alle 22 tutti a casa. 3, terzo aspetto che fissa il DPCM, dice centri commerciali chiusi il sabato e la domenica. Noi, proprio per l'ottica di evitare di andare alle zone arancione e quindi di controllare ancora di più l'infezione, cos'è che abbiamo fatto? Ancora 10 giorni fa. Su mia proposta è stata fatta questa idea della zona gialla plus, no? Come l'ho definita, che non c'entra niente, nel senso abbiamo fatto un'ordinanza aggiuntiva che non è una restrizione da zona arancione, ma sta nel mezzo tra una zona gialla e una arancione. Abbiamo detto 2 punti: si chiudono tutte le attività commerciali la domenica, così capite cosa vi sto annunciando oggi, cioè tutto chiuso la domenica, e in più abbiamo detto il sabato e la domenica, oltre ai centri commerciali, sono comunque chiusi tutti i negozi di medie e grandi dimensioni. Perché il centro commerciale è una roba, l'outlet è una grande dimensione, o il grande magazzino che vende abbigliamento, o il grande magazzino che vende, che so, prodotti mobili, eccetera, sono grandi superfici di vendita che non erano chiuse dal DPCM. Quindi noi abbiamo detto, chiuso tutto la domenica, poi abbiamo introdotto la storia dei mercati, tutte le storie che sapete, ma fissiamo questo, chiuso tutto la domenica, e il sabato e la domenica, oltre ai centri commerciali, chiudiamo medie e grandi strutture di vendita. Oggi cosa diciamo? Diciamo che poi abbiamo inserito con la seconda ordinanza di 3 giorni fa gli spazi nei centri commerciali, cioè un cliente ogni 20 metri quadrati. L'esposizione dei cartelli con la capienza del possibile di clienti che possono accedere al negozio e un minimo di informazione e di gestione del fatto di evitare assembramento, senza mettere in capo alla proprietà responsabilità di cattivi comportamenti altrui. Fin qua ci siamo, no? Oggi, come vi avevo anticipato, presento un'ordinanza nella quale, poi ve la leggerò, diciamo, se abbiamo detto che sono chiusi il sabato e la domenica le medie e grandi strutture di vendita, avendo oggi noi introdotto questo principio unico a livello nazionale di un cliente ogni 20 abitanti e 20 metri quadrati, e quindi capite perché l'abbiamo introdotto qualche giorno fa, diciamo il sabato aprono tutti. Quindi in questo momento, mentre vi sto parlando, stiamo pubblicando l'ordinanza, l'avvocato Botteone ha a disposizione di ordinarla, di pubblicarla, in maniera tale che resta chiuso tutto ancora la domenica, tranne il supermercato per l'alimentare, la farmacia, la parafarmacia, i tabacchi e le edicole, ma la domenica sono tutti chiusi i negozi. Resta ancora valido l'ordinanza di dire non andate a passeggiare nei centri cittadini, evitate di andare dove c'è casino, evitate di andare al lago, in montagna, eccetera, a fare assembramenti, però il sabato si dà la stura con le nuove regole della capienza possibile alle medie e grandi strutture di vendita. Cioè vuol dire che domani tornano ad essere aperte. Perché facciamo oggi questa ordinanza? Perché abbiamo voluto vedere come funzionava il discorso della capienza. Considerate che magari molti non se ne sono accorti, ma queste misure che abbiamo dato qualche giorno fa sono misure che comunque i centri commerciali e le grandi strutture
che potevano essere aperte durante la settimana li hanno già applicati, questi dati. Perché stiamo parlando di tutte le attività che durante la settimana, lunedì a venerdì, sono aperte, capiamoci. Cioè, noi con le ordinanze abbiamo solo manovrato il sabato e la domenica. Ve la leggo così la capite ancora più velocemente. La leggo perché così se c'è qualche operatore, e ce ne saranno tanti che ci stanno ascoltando, la sentono e la vedranno subito pubblicata. Allora, nelle giornate prefestive, cioè il sabato, cioè domani, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte, esclusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali, perché i centri commerciali restano chiusi per DPCM. Non li abbiamo chiusi noi e non li possiamo aprire. Perché sapete che il decreto dice che per l'apertura di qualcosa che è stato chiuso a livello nazionale ci vuole la firma del Ministero della Salute, che ovvio li ha chiusi in tutta Italia, non è che li fa aprire al Veneto. Infatti il DPCM diceva nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Cioè tabacchi, edicole, generi alimentari, presidi sanitari all'interno dei centri commerciali saranno comunque aperti. Tutto il resto dei negozi chiusi. Per il DPCM non li abbiamo chiusi noi. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita. Allora vi hanno detto il sabato si apre e nei giorni festivi resta tutto chiuso. Abbiamo ripetuto, evito di leggere la storia delle metrature, che è sempre sopra i 40 metri quadri di negozio, un cliente ogni 20 metri quadrati, e abbiamo anche allegato all'ordinanza le 5 FAC delle quali abbiamo parlato l'altro giorno, in maniera tale che siano parte integrante, se qualcuno ha qualche dubbio, fanno parte dell'ordinanza. Questo è tutto. L'ordinanza dura fino al 3, ovviamente, cioè scade assieme all'altra. Sì, al 4, scusami, pensavo al 3 perché il 3 ci sarà il decreto, e dopodiché vedremo cosa uscirà nel DPCM. E diciamo il senso civico dei veneti e anche il sacrificio di molte imprese e molti lavoratori, sacrificio che noi abbiamo chiesto peraltro il sabato e la domenica, vorrei ricordarvi. Qualcuno dirà ascoltandomi, sì, i giorni che lavoro di più, ci ho capito, però non avevamo altre scelte, ci ha permesso di restare tutte queste settimane in zona gialla. Che vorrei ricordare ai più disattenti anche oggi che l'area successiva, quella arancione, prevede la chiusura dei confini comunali, cioè tu non esci più dal confine del tuo comune per fare la spesa, se non alimentare, se non hai un supermercato nel tuo comune. La chiusura di tutti i ristoranti, di tutti i bar e di tutta una serie di altri vincoli. Lo dico perché qualcuno deve capire che questo sacrificio che abbiamo chiesto ci ha permesso comunque di gestire meglio la fase dell'infezione. Il nostro R con T, vi confermo, come vi ho detto ieri, non vi dico il numero perché è giusto che venga detto a livello nazionale, non voglio fare pressioni sul comitato tecnico scientifico che sta lavorando in queste ore, perché oggi è la giornata dell'editto, no? Però vi posso garantire che anche se di poco siamo scesi ancora, e quindi niente, si va avanti, però con una pressione. Non vorrei che coloro che mi stanno ascoltando, mi leggeranno, mi vedranno, pensino che sia finita, no, perché abbiamo 2900 persone in ospedale, più di 300 in terapia intensiva, abbiamo sicuramente la preoccupazione della pressione ospedaliera, perché comunque capite che una sanità concentrata sul malato Covid è una sanità che eroga con più difficoltà servizi ai malati non Covid. Questo è il vero tema. Passerei la parola a voi per le domande. Tosatto, Pederiva, Nuovo Terraglio, Marchiori, Zambon. Buongiorno Presidente. Ciao. Vogliamo magari ricapitolare per chi ci ascolta, sì, ma in generale insomma, anche per gli operatori, esattamente quale tipologia di media e grande distribuzione riaprirà a partire da domani, perché forse questa cosa dei centri commerciali che sono chiusi per DPCM nazionale restano chiusi,
ma le strutture medie, insomma, Sì, se lo se spiego. vogliamo, Guardate, lasciamo perdere che i centri commerciali sono chiusi dal DPCM e noi non possiamo toccarli. I centri commerciali li conoscete, punto. Sono chiusi il sabato e la domenica e restano chiusi il sabato e la domenica. Noi con questo provvedimento apriamo le medie e le grandi strutture di vendita il sabato, perché noi le avevamo chiuse il sabato e la domenica. Cosa sono le medie e grandi strutture di vendita? Sono tutti quei negozi sopra i 250 metri quadrati che possono essere, se volete vi faccio degli esempi, grandi strutture possono essere un magazzino di abbigliamento, mediamente sono tutti medie o grandi strutture di vendita perché hanno oltre migliaia, 1500 metri quadrati, possono essere i negozi di mobili, può essere l'outlet di turno, tutte quelle condizioni di vendita che non c'entrano nulla con i centri commerciali che hanno una loro classificazione. oltre i 250? Sì, sì, oltre i 250 metri. Si va là e poi va su, medie e grandi strutture. Mi sembra sia 250 e 1500 la classificazione. Ecco, non teme che, pur alla luce dei contingentamenti, cioè dei limiti di capienza, questo possa comunque generare assembramenti? Ma guardate, il vero tema è un altro, che se voi immaginate il sabato con questi negozi chiusi, avrebbe, pensate, un centro cittadino, tutti gli altri negozi aperti, poi tu camminando nel marciapiede passi davanti a un negozio che magari ha più di 250 metri, lo vedi chiuso e successivamente tutti gli altri sono aperti. Io penso che i cittadini debbano sapere che gli assembramenti aumentano la diffusione del virus e che con la regola che abbiamo stabilito noi della capienza abbiamo la garanzia, se è rispettata e il gestore ha tutti l'interesse a rispettarla, ma anche i cittadini, è una garanzia perché non ci sia assembramento. Voglio ricordare che in giro per l'Italia sono aperti senza regole. Noi siamo stati gli unici che hanno fatto questa scelta, magari non compresa, ma siamo gli unici che hanno garantito ai veneti di poter uscire dal loro comune. Che a me non sembra una roba da poco, perché siamo riusciti a trovare un giusto equilibrio tra mobilità, libertà personali e lotta al virus, che è esattamente la sfida che ci siamo dati. Sapete, è facile se non fare ordinanze e chiudere tutto. E secondo me abbiamo focalizzato che il fine settimana è il momento degli assembramenti. Voi stessi ce li denunciavate, questi assembramenti. Abbiamo mantenuto la chiusura di tutto la domenica e lì si chiude tutto. Domenica diciamo i veneti che è tutto chiuso. Sabato troveranno i loro negozi aperti, però con l'invito di fare molta attenzione agli assembramenti. Dopodiché, guardate, vado al supermercato, trovo ultra over 65 che vanno tutte le ore a fare la spesa. O magari mi dicono che al mattino ci sono magari persone di gran lunga giovani che vanno nelle prime ore. Allora, se dopo noi creiamo le condizioni e nessuno ne vuole approfittare, questo è un altro discorso. Cioè io non so cosa farci, perché capite, cioè non è che, come può dire, l'istituzione deve rimboccare le coperte la sera, rimboccarti le coperte, l'istituzione deve mettere in condizione di averle le coperte. Come se una volta si diceva, non ti do il pesce ma ti do la canna per pescare, dopodiché aiutati che il cielo ti aiuta, perché poi se insisti troppo diventi un prevaricatore, è una dittatura, se insisti poco te ne strafreghi. Cerchiamo di stare a metà del guado, di occuparsi di sanità e anche prevedendo che ci siano delle libertà personali. Poi c'è sempre qualcuno che vi posso confermare comunque che voi scrivetelo sempre, noi siamo sommersi di richieste di lockdown, cioè che vi sia chiaro questo, cioè che noi, perché poi a volte si dice fa più rumore una pianta che cade o una foresta che cresce. Cioè, sappiate che se da un lato giustamente, lo sottolineo 2 volte, giustamente c'è chi rivendica di poter esercitare la propria professione, le aperture eccetera, ma c'è mezzo mondo che gli va benissimo che si chiuda tutto, tanto io non ho problemi, tanto conta di più la vita che andare a rischiare, poi c'è quello che magari è più ipocondriaco, che ha più paura, c'è un mare magnum in questa vicenda. Quindi noi, capite,
Dobbiamo avere anche una barra dritta, per essere con i nervi saldi e non girarsi ad ogni momento con ogni manifestazione, con ogni rivendicazione, perché tutti hanno di che lamentarsi e tutti hanno ragione. Anche io avrei le mie da dire su queste ordinanze, se volete che ve la dica tutta, no? Anche a me piacerebbe che il centro commerciale fosse aperto il sabato e la domenica, però onestà intellettuale vuole che io devo evitare l'assembramento. Bene, Pederiva, si prepara il nuovo terrario. Grazie, buongiorno Presidente. Ciao. 3 domande veloci. La Prego. prima, Vuol questa dire che devo rispondere velocemente, ho capito. lo dico a beneficio di tutti. La riapertura del sabato come deve essere interpretata? Come un atto di fiducia nei confronti dei gestori e dei clienti o come la attestazione che in questi primi giorni di applicazione delle nuove prescrizioni non avete avuto segnalazioni di sanzioni, di controlli, di comportamenti troppo scorretti? Guarda, il Veneto è fatto di persone per bene e sanno benissimo che è un atto di responsabilità. Cioè, guardate, alla fine una reinfezione pesante di questo territorio ci dà degli scenari che noi abbiamo sempre visto in TV fino adesso. Ve li ricordate i camion che portavano via le bare quest'inverno? Oh? Le avete viste le fosse comuni a New York? Non sto facendo terrorismo psicologico, però quello dipende anche da noi. Non è colpa dell'ospedale che è programmato male o della sanità, dipende anche da noi, perché più rispettiamo le regole, meno guai abbiamo. Guarda, io lo dico, nessuno mi ha mai smentito, che se tutti noi rispettassimo ossessivamente le regole, non avremmo bisogno di restrizioni. Se non banali restrizioni che possono essere quelle di contingentare, che so, i mezzi pubblici o altre robe. Per cui dico, i veneti sono responsabili, sanno che ci giochiamo il futuro. Ovvio che questa è un'apertura che non è... Le previsioni meteo ci dicono che farà sole. È semplicemente un atto di coerenza in questa fase davanti a degli operatori che giustamente dicono: scusa, il mio dirimpettaio è aperto, io sono chiuso perché l'unica colpa è che il mio negozio è 251 metri quadri e non 249. Considerate che dietro un negozio non c'è solo il paron, ci sono anche i lavoratori. Sono centinaia di ragazzi e di persone che lavorano. Ok, la seconda, ora che è stato chiarito questo giallo dell'emendamento di 250 milioni. Però avevo ragione io. Sì, è che pensavamo fosse un emendamento parlamentare, Sì, non sì, ne venivamo a capo. sì, ve lo confermo. Però se n'è fatto È lì. come Ma evidentemente portatore il ministro però in questa fase. Evidentemente lo stanno sposando. Però c'è, io guarda, Se ce lo vuole dire, Presidente, ci risolve un po' di problemi. Ti dico la verità, me l'hanno anche mandato e l'ho cancellato, me lo faccio rimandare perché il nome era scritto a penna, fra l'altro. Confidiamo nel pizzino. No, le volevo chiedere, dalle indiscrezioni di agenzia che arrivavano ieri durante la videoconferenza, si diceva che quel fondo comunque va a copertura soltanto delle ordinanze fatte finora. Quindi Sì. il punto zero, diciamo, è fissato adesso, eventuali ordinanze dal 4 dicembre in poi avranno bisogno di ulteriori fondi. Certo, e poi staremo anche a vedere come sarà il DPCM. Guarda, io penso che un DPCM fatto bene non debba prevedere altre ordinanze, perché si negozia tutto con le regioni e via, il percorso lo facciamo assieme. Vi ricordo sempre che le regioni hanno votato tutti i DPCM del governo dal 21 febbraio ad oggi. E quando vedo esponenti del governo vanno in giro a dire che le regioni rompono le balle, non sanno neanche di cosa stanno parlando. Terza e ultima, a proposito dei dati del monitoraggio, Sì. premesso che lei ci ha detto che non ce li vuole anticipare, volevo solo capire almeno questo. Stiamo raggiungendo il plateau, il pianoro, insomma, della curva campana. Bravo, il pianoro mi piace, l'altopiano. In Veneto va di moda. Traduciamo in italiano, appunto, stiamo raggiungendo il pianoro per quanto riguarda i contagi, ma ieri l'assessore Bottacin ci diceva che cronologicamente, infatti, prima arriva il pianoro dei contagi, poi quello dei ricoveri e da ultimo, ai noi, certo. quello dei decessi. Quindi, la progressione è quella. Per quanto riguarda questi altri due indicatori, i dati ad oggi del monitoraggio settimanale danno comunque una situazione di stabilità tale da confermare la zona gialla? Guarda, io ho speranze che la zona gialla sia confermata, anche perché noi ci siamo sempre interrogati sul piano di sanità pubblica e ci siamo mossi in tempi non sospetti. Guardate, quando io sono uscito con l'ordinanza, cioè è stata una novità assoluta, non compresa, ma l'utilità l'abbiamo vista nelle ultime 3 settimane. E abbiamo
diciamo, il pianoro, la piatta si sta creando sui contagi. Adesso si presume che prima o poi dovrebbero scendere. Dall'altro ovviamente dovrebbero successivamente calare i ricoveri e per ultimo calare i morti, perché sono la coda dell'infezione, no? È così dappertutto. E se vedete le curve, andate a vedere la curva francese che ci anticipa di una mesata, vedete un po' l'evoluzione è stata quella. Chiuso? E la collega del Nuovo Terrario. Buongiorno, Buongiorno. Presidente. Mi scusi, tornando al discorso dello sci, anche se sfugge certe volte capire quali sono le condizioni medico-scientifiche, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, che determinano queste chiusure, questa cosa, visto e considerato che parliamo dell'aperta, abbiamo le linee guida, eccetera. Però c'è una parte dello sci che è lo sci di fondo, dove non si accede attraverso degli assembramenti e questa è una grandissima parte, perché noi soprattutto, lei lo sa sicuramente benissimo, abbiamo delle piste incredibili sull'altopiano, per cui che ci sono invidiate e sono meta di tantissimi europei, insomma, cioè non sono... Beh, ad esempio, con questo intervento possiamo svelare, ad esempio, una nostra visione, che è quella che vogliamo ovviamente nel DPCM affrontare fino in fondo tutto il tema della montagna invernale. Perché se c'è un assembramento, io vorrei porre questa questione, se c'è un assembramento in una cabina via o in un ovo via, è altrettanto vero che in uno ski lift e in una seggiovia magari non ci possa non essere, o quantomeno nello ski lift. Allora, a livello di transito, diciamo, seggiovia e ski lift non avrà il problema perché non sono in ambiente confinato. Il tema è l'accesso all'impianto. 1. 2, poi c'è tutto quello che è montagna invernale senza impianti. E quindi noi dobbiamo comunque fare una battaglia per mantenere aperto il più possibile tutto quello che si può aprire, che si possa aprire. Considerate una roba che questo non risolverà i problemi economici della montagna. Allora ci è stato dato garanzia che qualora si decidesse di chiudere, daranno gli ristori. Però guardate che la montagna ha un ventaglio di professionalità, pensate ai maestri di sci, accompagnatori, guide alpine, insomma inutile che vi dica, c'è un'economia che è difficile poi anche da intercettare, di gente per bene che sbarca il lunario e non pesa sulle casse dello Stato e quindi devono essere aiutati tutti. Ma infatti, siccome non si riesce a capire, lei, visto che lei ha parlato con Boccia e non si riesce a capire qual è il leitmotiv, qual è il concetto. L'assembramento. Ma l'assembramento, ripetiamolo, su tantissimi sport. Sì, ma scusami, però noi non siamo entrati minimamente nel dettaglio, perché il governo non era nelle condizioni di entrare nel dettaglio. Il governo ha posto una questione, ha detto i prossimi giorni, da qui al 3 dovremmo discuterne. Ovvio che noi portiamo alla malparata, portiamo l'istanza dello sci di fondo, portiamo ma c'è anche lo snowboard, sono tanti altri. lo sci alpinismo, cioè chi va su con le pelli e poi torna giù, insomma tutte queste robe. Sì, ma questo assolutamente sì. Va bene, ecco, allora siete in fase ancora di... Non ci hanno anticipato nulla. Va bene, allora grazie. Bisognerà vedere il testo e dal testo noi ovviamente faremo le nostre considerazioni. Sì, grazie. Prego. Marchiori, poi Zambon e poi Prigioni e il collega di TV7. Sì, buongiorno Presidente. Ciao. Faccio subito una premessa. Questa è una cosa che in realtà riguarda i comuni più che la regione, però mi faccio portavoce di una richiesta di alcuni ristoratori padovani che mi hanno segnalato questa cosa, un po' un'ingiustizia, nel senso che loro dicono che per quanto riguarda la tassa del sporto rifiuti, si sono ritrovati a pagare di praticamente 3 mesi in cui loro non hanno prodotto nulla perché sono rimasti chiusi, parliamo del periodo precedente. Hanno ragione di porre la questione. Cioè io non è un ingresso a gamba tesa, cioè come si fa a dire che non hanno ragione? Io poi non so quali siano i contratti per la tassa dei rifiuti
se sia un voto per pieno calcolato standard. Non conosco le modalità di calcolo per un ristorante, però comunque è pur vero che se non hanno lavorato sono stati vuoti, ma del resto è quello che abbiamo detto per gli abbonamenti dei treni, piuttosto che gli affitti degli appartamenti per gli studenti che non li hanno mai utilizzati. Però questa è una partita comunale, Ilaria. Sì, c'è stata, allora, nella successiva bolletta in realtà c'è stata una micro riduzione, una cifra irrisoria, per cui probabilmente il comune in qualcosa Non sarà posso pure dire. intervenuto, però si chiedevano se eventualmente la regione poteva No. fare eventualmente qualcosa. No. Ragazzi, io ve lo continuo a dire, noi non è che siamo dei sadici, no? Che non vogliono dare una mano a nessuno, cioè noi facciamo l'impossibile, però voglio anche ricordare, ma in questi giorni mi sto anche rendendo conto, forse abbiamo fatto il più grande errore della storia, cioè noi è da 10 anni che non mettiamo tasse in Regione Veneto, non abbiamo prelevato in 10 anni almeno 12 miliardi di euro dalle tasche dei veneti. Ovvio che adesso ti dicono, ma quella regione ha dato 4.000 euro una tantum a questo, e l'altra regione ha dato... Sì, ho capito, ma sono regioni che anche in questo momento hanno in piedi le tasse. Cioè, capito? Cioè, a me sembra un valore non aver applicato tasse, però effettivamente la memoria umana è una memoria breve, forse se le applicavamo riuscivamo oggi ad avere un budget da dare e rappresentava un'azione mutualistica, no? Raccogli per redistribuire. Però noi abbiamo fatto questa scelta in questi anni. Va bene, grazie. Prego. Zambon. Buongiorno Presidente. Ciao. Tornerei sul tema dei ristori nel caso si chiudessero gli impianti sciistici. Pare di capire che potrebbero avere una collocazione nei ristori quater. Ci sono delle riunioni in corso in questi giorni. Vi risulta? Ve l'hanno detto? C'è stato almeno un accenno su che tipo di criterio... Tu parli di quelli regionali? No, non il fondo 250, proprio ristori per chi dovrà tenere chiusi gli impianti sciistici. Guarda, io non ti so dire la tempistica. Di certo è che il provvedimento viene fatto entro il 3. Quindi se il provvedimento viene fatto entro il 3, immagino che o nei ristori in discussione, non so però che scadenza abbiano a livello di votazione, ci entra un emendamento, oppure dovranno fare un decreto ad hoc. Ma lo dico un po' con addestramente perché non so la scadenza del decreto ristori. Lei ha fatto presente il criterio di cui si parlava del delta del fatturato Certo. da applicare? E Ma io lo dico sempre a tutte le riunioni. Le pare che sia accolto, che sia condiviso anche dai suoi colleghi presidenti di regione? No, dai miei colleghi presidenti è condiviso da tutti. Il problema non si capisce, cioè è vero che la coperta è corta a livello nazionale perché bisogna anche essere, diciamo, persone per bene e riconoscere che i fondi non sono infiniti, però è pur vero che io penso che i nostri imprenditori, se avessero la certezza non di avere il 90% del fatturato che perdono, ma di averne anche 70, 60, già direbbero, vedo un po' di luce in fondo al tunnel. Pensate, si è scelto ad esempio di dare il bonus alle partite IVA, ma così, una tantum, no? Poi cioè, non è che se uno è andato a vedere la differenza del fatturato tra un anno e l'altro, cioè, si è dato il bonus. Quanto valeva quel bonus? Potevamo ragionare di fatturato o forse ci mettevamo meno, no? Non lo so. Grazie. Prego. Prigioni e TV7 e Pettenò. Buongiorno. Ciao. Sul tema scuola è stato detto qualcosa? L'ho introdotto io, no, sto pensando, l'ho introdotto l'argomento, altri colleghi ne hanno parlato, l'ho introdotto non perché sono il più bravo, perché ho parlato per primo, e dopo i rappresentanti, e ne hanno parlato anche gli altri colleghi, però fondamentalmente la posizione resta, cioè la mia resta chiara, ma mi sembra di capire che anche i colleghi condividano, che è quella che se dobbiamo aprire il 9, sostanzialmente in fretta e furia, perché il 9 ragazzi è dopodomani, premesso che nessuno ci ha detto che ci sarà la scuola da aprire, facciamo questa premessa, cioè, ci stiamo così, stiamo dibattendo su sta roba perché c'è qualche notizia di corridoio, perché voi le scrivete, se è vero che il 9 a mio avviso è un errore perché è troppo a breve,
perché apriamo per richiudere dopo 10 giorni a farla grande, perché 9 più 10 fa 19, toglieteci le feste e arriviamo a Natale. Io ieri ho proposto invece di fissare, di evitare che questa apertura, diciamo, del 9 diventi un totem, no? Una roba ideologica, perché bisogna riaprire la scuola. Tutti siamo per riaprire la scuola. Non c'è un italiano che immagina la scuola a distanza, ma tutto in presenza. Invece fissiamo una data che sia plausibile, che può essere il 7 gennaio, il 20 gennaio, il 1 di febbraio, e lavoriamo pancia a terra per un obiettivo. Fermo restando, vi porterò i dati, ma qualche collega lo ha detto, c'è stato più di qualche collega che l'ha ricordato, i dati ci dicono comunque noi le infezioni scolastiche ce le abbiamo. Cioè, sapete che da noi sono chiuse le scuole superiori, zona gialla, ma le infezioni scolastiche ci sono. Cioè, quindi, ed è esattamente la replica di quello che sta accadendo in tutto il mondo ed è accaduto. Quindi dire che la scuola, se noi andiamo a vedere anche le fasce di età rispetto ai contagiati nei nostri modelli, in tutto quello che è elaborazione di dati, lo si vede, insomma, c'è una fascia di età importante che riguarda i ragazzi che vanno a scuola. E qual è stata la risposta dei ministri? Hanno preso atto o hanno fatto Ma delle lì, sai, è ipotesi? ancora più vaga di quella delle piste da sci. Per le piste da sci ci hanno detto, ne parliamo adesso in redazione del DPCM. Sulla scuola mi sembra da capire che devono chiarirsi le idee tra di loro prima di portarle a noi. Grazie. TV7 Petenò. Salve Presidente. Ciao. Mi pare di capire che la stesura del prossimo DPCM dovrà tenere conto anche dell'inizio almeno della campagna di vaccinazione, e volevo capire che giustamente lei ha detto sarà una tempesta perfetta perché oltre alla gestione ordinaria del Covid e dell'influenza stagionale ci sarà anche la campagna di vaccinazione. Volevo capire se si è cominciato a parlare di chi svolgerà queste vaccinazioni, magari con riferimento anche a categorie sanitarie, come abbiamo fatto qui in Regione, che non sono strettamente mediche, ma magari anche appunto veterinari, piuttosto che pediatri. Cioè sarà un'altra chiamata alle armi, un po' come fatto per i tamponi, credo. E però sarà in concomitanza con l'emergenza, insomma. Si è parlato nello specifico di chi potrà No, eseguirla? guarda, no, Grazie. ieri decisamente no, non se ne è parlato. Noi invece in Regione ne stiamo parlando perché per noi sarà la madre di tutte le operazioni, cioè sarà la più grande campagna vaccinale che il Veneto, l'Italia e il mondo avrà mai fatto. E lo dico perché coloro che vorranno essere vaccinati, immaginate, vorranno essere prontamente vaccinati. Non è che gli puoi dire, senti, c'è il vaccino, vieni fra 2 mesi perché devi metterti in fila, facciamo 10 persone al giorno. Quindi ci saranno delle campagne vaccinali assolutamente innovative e anche smart. Cioè vi ricordate la prima volta quando è comparso il primo drive-in, l'abbiamo fatto in Veneto, il primo drive-in per i tamponi, tutti a scrivere del drive-in. Cioè, guardate che vaccineremo con modalità simili, che non pensiate che si vada al distretto a farsi fare la punturina, cioè si andrà anche lì. Ma insomma, la vaccinazione noi la stiamo pensando veramente approfittando anche di luoghi pubblici, di punti per le vaccinazioni. Questo per garantire ai cittadini di avere pronta vaccinazione, ovviamente partendo dalle categorie più a rischio, che sono quelle che prioritariamente hanno diritto di fare il vaccino. Dopodiché alla fine verranno quelli, diciamo, che ne hanno meno diritto. E per ultimo, fra l'altro, accolgo l'occasione per ringraziare anche i farmacisti che hanno ceduto. Voi sapete che avevamo dato le dosi, le 30.000 dosi, e hanno ricevuto le dosi per un atto di assoluta solidarietà nei confronti nostri, perché queste dosi verranno dedicate a chi ha veramente necessità di fare il vaccino. E fra l'altro i farmacisti ieri si è tenuta l'ultima riunione, voi sapete che stiamo portando avanti l'idea del tampone anche in farmacia e quindi si sta andando avanti anche su questo fronte. Però ecco, anche qui i farmacisti si è fatto questo, cioè quindi grazie anche per questa opportunità. Per il resto io vorrei anche ricordarvi, io faccio parte di coloro che pensano che il virus ci sia sempre stato, no? Adesso i dati ci dicono che sembra che
Allora, ci sono degli studi, voi li avete letti come me, che dicono che il virus si è ritrovato nelle acque addirittura o nei prelievi del sangue già di ottobre 2019 anche in Italia, non lo so. Però la verità è che ufficialmente da Wuhan è partito da dicembre. Bene, la teoria secondo la quale il virus non c'era più ai primi di giugno e noi lo abbiamo esaltato durante l'estate e così adesso c'è la seconda ondata, io non la condivido. Io penso semplicemente che il virus abbia avuto una fase di forza tipica e simile a quella dei virus influenzali, che è la fase invernale, e dopodiché scema d'estate, avete visto l'incidenza dell'influenza d'estate è zero, pressoché zero, e poi è ricomparso, guarda caso, i primi di ottobre. Tutto qua. Adesso, da qui, tutti mi chiedono, ma cosa accadrà? C'è la fase 3, 3, 4, 5, 6. Guarda, io la vedo così. La vedo che noi avremo sta sinusoide che continuerà ad andare su e giù, e ci accompagnerà fino almeno fino ad aprile, perché poi cambierà, ci sarà il cambio della stagione, arriveranno i raggi ultravioletti più importanti di adesso, ci saranno più ore di luce, ci sarà più caldo e vedrete che cambierà ancora il contesto epidemiologico. E questo è bene saperlo, perché noi a questo punto, io ho detto ai miei che nessuno si prenda ferie, perché fino a aprile e maggio qua è meglio che ne si ciappa ferie. Ma ragazzi, cioè non c'è niente da fare, guardate che la mia prospettiva di vita da qui a aprile è questa. Cioè, bisogna essere obiettivi sulle robe, anche la vostra, ovvio. Lo dice come una condanna all'ergastolo? Beh, senti, se uno che vuole fare il governatore non immagina mai di occuparsi di una pandemia. Lo dicevo ieri, chi ha visto una o più guerre non ha visto una pandemia. Noi non abbiamo visto guerre, ma abbiamo visto una pandemia. È che la viviamo, quindi abbiamo l'atteggiamento di uno che è al fronte, vive la guerra in maniera diversa da chi la vede da fuori, no? Però noi ci siamo in mezzo, ma pienamente. Pete no. Torno al tema dell'incontro Stato-Regioni. Sì. Ci sono previsti altri incontri prima del DPCM che dovrebbe essere il 3 dicembre e se ci può fare una sintesi di questo confronto che c'è stato, insomma, come lo valuta questo confronto che c'è stato con i ministri Boccia e Speranza sui temi che voi ponete, sci, ristori e scuola? Allora, in successione ci sarà, io spero, più di un incontro, perché sarebbe auspicabile, visto e considerato che stavolta la rincorsa si è presa lunga, che questo DPCM venga scritto assieme alle regioni. E noi siamo nelle condizioni anche di presentare già delle osservazioni o delle proposte. 2, la riunione di ieri è stata utile, ma siamo ancora ai livelli di riscaldamento a bordo campo, non a inizio di partita. Ma lei ritiene che perciò il DPCM possa essere deciso in un confronto serrato Stato-Regioni? Perciò a questo punto il DPCM, che deve essere messo dal governo, vede invece un ruolo più importante delle regioni sulle scelte che verranno fatte per il periodo delle ferie natalizie e poi di dicembre e gennaio? Io penso che ci sia sempre una leale collaborazione. Il DPCM lo scrive la Presidenza del Consiglio e quindi il Governo. Però vi ricordo che il DPCM viene votato dalla Conferenza Stato-Regioni, quindi ha l'assenso da parte delle regioni. Scusate, viene dalla Conferenza delle Regioni, ha l'assenso delle regioni. Per cui sarebbe bello questa volta, visto che abbiamo un po' di tempo, magari affinarlo un po' di più assieme alle regioni. Ma se non altro perché noi siamo la parte operativa di tutta questa partita. Vi ricordo sempre che la differenza tra noi e Roma è una sola. Noi abbiamo i pazienti sull'uscio di casa. Per quanto riguarda il piano vaccini, ne avete parlato con il ministro Speranza? Lui ha detto che deve presentarlo, mi pare, il 2 dicembre. Sì. E su questo, appunto, lei ritiene che ci deve essere l'organizzazione è nazionale e poi deve essere riverificata a livello delle regioni. Dicono che alcune regioni sono pronte, altre meno. Il Veneto come vede questo confronto su come verrà poi
attuato il piano vaccini, che poi appunto saranno più vaccini e bisognerà verificare quali sono quelli che funzionano. Ma guarda, si susseguono le riunioni che noi stiamo tenendo con i nostri tecnici, c'è leale e pienissima collaborazione, figuriamoci, stiamo parlando di vaccinazioni, e il Veneto è pronto sia sul fronte della operatività, presenterà il suo piano, sia sul fronte della catena del freddo, qualora ci servisse la catena del freddo. Perché ricordo che un vaccino ha bisogno di una catena del freddo, fra l'altro robusta, perché va a meno 70, meno 80, che è quello Pfizer. AstraZeneca ancora abbiamo un incontro, mi sembra oggi o lunedì, e invece per Moderna sembra che la temperatura di conservazione sia quella del frigorifero, quindi 0,5 gradi, per cui anche lì si va. Il piano vaccini in ogni caso deve essere pronto, al di là delle autorizzazioni le varie autorità sanitarie dovranno dare. E ricordo che i 3.400.000 dosi, che equivalgono alla vaccinazione Pfizer per 1.700.000 cittadini, non sono per il Veneto, sono nazionali. Perché poi ci chiamano i cittadini, ma perché parlate di vaccini? Tanto ne prendete 3.400.000 dosi, magari avessimo tutte per il Veneto. Però insomma ne arriveranno tanti di vaccini. Guardate che la primavera avrà almeno 5 o 6 aziende che produrranno vaccini. Vi ricordo che c'è già chi sta vaccinando in giro per il mondo con il vaccino che non di questa estrazione, di questa produzione. E Zambon, ci sono altre domande? Se no chiuderei. Tosato, una domanda e poi chiudiamo. Solo due Prego. chiarificazioni. Per quanto riguarda, lei diceva il personale, perché poi la campagna vaccinale ha bisogno ovviamente anche e soprattutto di braccia, di uomini. È possibile magari più tardi avere un punto della situazione sul piano assunzioni fra medici, infermieri e OS? Oggi no. Oggi no, perché sono tutti in consiglio. La dottoressa Russo, fra l'altro, ha 2 videoconferenze importanti, l'ho salutata prima, non siamo in grado oggi. I dati ce li abbiamo, perché abbiamo con l'azienda zero, ce li abbiamo, però bisogna che organizzarla un po' sta roba. Ok, l'ultima cosa, mi chiede la collega che se ne sta occupando, nella tabella di ieri non ci sono i frigoriferi per la conservazione dei vaccini indicati per la provincia di Rovigo. Non sono ancora stati censiti, non ci sono... Non li avranno censiti, no? Era una tabella... Guardate, voi avete una fortuna che noi vi diamo, man mano abbiamo carta e ve le diamo. Okay. Se voi prendete sto tavolo, lo spostate di un po' più in là in qualche regione, le cose che io vi dico in un giorno, dalle altre parti forse le dico in una vita. Cioè, e quindi dovete passarci anche a volte alcune tabelle che vediamo volentieri, ma che magari non sono proprio finite al massimo. Perfetto, grazie. Grazie. Sì, guardi, semplicemente una puntualizzazione che riguarda i ristori, tanto per essere certi di aver compreso bene. Il fondo, il budget, stimato intorno ai 250 milioni e ventilato a lei dal ministro Boccia, riguarda i ristori delle attività economiche danneggiate dalle ordinanze regionali anti-Covid. Sì. Quali regioni sono davvero coinvolte? Cioè, quali sono le Ve ne ho dette qualcuna prima, cioè, di certo il Veneto, di certo l'Emilia Romagna che ha fatto la stessa ordinanza del Veneto, di certo penso il Friuli Venezia Giulia per alcuni aspetti, perché poi ha ritirato l'ordinanza ma c'è dentro per alcuni aspetti. Poi c'è sicuramente l'Abruzzo perché ha fatto un bel po' di ordinanze, poi al nord forse sicuramente Lombardia, Piemonte, poi io non conosco le ordinanze minimali di tutti. Certo. Ma questo potrebbe includere anche i danni per la stagione sciistica? No. Primo di tutto perché non sono restrizioni regionali, secondo perché io già dico che il budget di 250 milioni è fiacco. Figurate se mettiamo dentro lo sci. Guardate, lo sci fattura. Io direi che possiamo chiudere, a risentirci. No, volevo dirvi una roba. Siccome sono un sacco di ragazzi che scrivono, pensateci. Ma se voleste a giro, una volta a testa, farvi una presentazione, perché molti ragazzi sono interessati dalla vostra attività. Ho capito, voi dite, ma è meglio che dovrei fare altro. Però, insomma, io penso
voi ne siete la dimostrazione. Quando io parlo con i ragazzi, l'orientamento, mi dico, ma mio papà, mia mamma vorrebbe che facessi l'ingegnere, te cosa ti piace fare? Suonare il violino. Cioè è più facile che tu riesca a diventare un grande violinista perché hai la passione che un grande ingegnere. E se uno ha la passione del giornalismo diventerà sempre un grande giornalista. A voi non sembra, ma lo siete, no? Siete dei senior, siete delle firme. E quindi io penso che anche questo è un motivo di motivazione. Quindi chi volesse una volta, abbiamo la diretta, basterebbe una presentazione, no? Dice, sono Luca Zaia, Mario Rossi, e ho iniziato così, far capire anche cos'è la gavetta. Guardate, non è irrilevante di inserire anche questa. Pensateci, perché tanti ragazzi scrivono. Presidente, scusi, tanti ci insultano anche nelle dirette online, sottolineiamolo che ci prendiamo insulti. C'è anche chi vi vuole bene. No. Premesso che chi insulta ha sempre torto, ma sempre, soprattutto se lo fa in generale, in particolare con i giornalisti, perché i giornalisti riportano le notizie. Che sia giornalisti sui quali c'è roba da ridire, però che a questo tavolo non abbiano ha sempre partecipato persone che hanno dato una mano ai veneti ad essere informati. Guardate che questo tavolo, che oggi fa sorridere, fa satira a livello nazionale, verrà ricordato come la vera informazione di emergenza, di crisi, perché è un privilegio avere informazioni tutti i giorni tramite la stampa in linea diretta di come sta andando la situazione. Parlo che i miei amici a Tokyo non sanno neanche quanti tamponi si fanno, non sanno neanche quanti contagiati ci sono. Non pensate che ci siano tante realtà che fanno bollettino, informazioni, e diciamolo anche a chi ci ascolta, noi non ci mettiamo d'accordo per le domande, che sia chiaro, che qualcuno non gli venga il dubbio. Infatti io a volte mi incazzo, ad esempio con Tosato, mi arrabbio. No, ma però è giusto che sia così. Quindi chi a casa vede vita reale. Adesso torno su con altre riunioni. No, Presidente, siccome, scusate, proprio 2 secondi, siccome ha citato i ragazzi, una cosa abbastanza seria, mi è arrivato un genitore, dice in 2 parole, i ragazzi e le ragazze che giocano a pallavolo, dice che per una questione regolamentare accedono a gruppi di 20-25 ancora nelle palestre a fare allenamento e a giocare tra loro senza nessun rispetto dell'assembramento. Ci sono genitori che spontaneamente tengono a casa i ragazzi e le ragazze, però dice succede continuamente per una questione di regolamenti sportivi legati alla federazione di pallavolo. Perché federazione è questa? Il gioco di squadra? Sì, ieri ne parlavo con l'assessore Bottacin che mi ha confermato che il fatto esiste, ma forse non è il caso di continuare su questa strada. La verificheremo. Dopo che abbiamo capito che te il filo diretto del Bottacin, da quando che mi ho richiamato all'ordine, adesso che sui grafici per la testa e proiezioni. No, non c'entrano niente i bar. I bar per DPCM sono chiusi dalle 6 di sera e assieme ai ristoranti, ma quello del DPCM noi non c'entriamo nulla. Fino alle 6 di sera. No, i bar e il resto sono tutti chiusi. Ultimo appello che faccio ai cittadini, evitiamo degli assembramenti, entriamo nel periodo natalizio, delle compere o quantomeno di andare a vedere le vetrine e le novità, evitiamo gli assembramenti, perché poi i conti ce li troviamo in ospedale. Grazie. Ok, allora ringraziamo il Presidente e ci sentiamo domani.